Il coordinamento territoriale del Movimento Autodeterminazione della provincia di Nuoro denuncia la grave e insostenibile situazione che vivono i residenti e non che si trovano ad attraversare le strade provinciali del Nuorese, dove si viaggia a 30-50 km all'ora. Agli abitanti delle aree interne, si legge nella nota, non è riconosciuto il diritto di viaggiare in sicurezza e con tempi di percorrenza minimamente accettabili, nonostante si tratti di territori nei quali il ridimensionamento e la chiusura dei servizi rende necessari continui spostamenti. A chiunque percorra le strade del Nuorese salta agli occhi lo stato di desolante abbandono in cui versano le provinciali che, prive delle manutenzioni essenziali, rallentano i tempi di percorrenza determinando evidenti condizioni di rischio. E così la provincia di Nuoro, responsabile della sicurezza e delle manutenzioni stradali, prosegue la nota, con l'evidente tentativo di tutelare se stessa più che i cittadini, ha risolto il problema ponendo surreali limiti di velocità di 50 e spesso di 30 km orari. Il coordinamento Autodeterminazione di Nuoro denuncia come il nuorese paghi l'intollerabile ritardo della Giunta Pigliaro nel definire la sopravvivenza, il ruolo e le competenze delle province. 5 anni di politiche contraddittorie e inefficienti in materia di enti locali che hanno portato a 2 soli risultati disastrosi, prosegue la nota. Anni di permanenza a capo delle province di commissari nominati che rispondono solo ai partiti di provenienza ed ora tra qualche mese le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali riconoscendo il diritto di voto soltanto ai sindaci e ai consiglieri comunali. In conclusione, dopo anni di inutili chiacchiere accompagnate da un drastico definanziamento delle province senza che si togliessero anche le relative competenze, l'unica cosa che viene abolita sono gli elettori. Alla luce di tale situazione di degrado e di poca attenzione nei confronti di questo territorio, il coordinamento territoriale della provincia di Nuoro di Autodeterminazione, nel pretendere un intervento urgente e risolutivo della messa in sicurezza di tali strade, comunica che a breve chiamerà a raccolta gli iscritti ad Autodeterminazione della provincia per elaborare insieme forme di protesta atte a tenere alta l'attenzione su questa situazione.